Mattia, come hai scoperto questo importante bando del GAL? Allora l'ho scoperto grazie al vice sindaco Michele Cortesia del mio paese, Cavasso del Tomba, e ho assistito alla prima riunione in comune e da lì ho iniziato a informarmi sul bando e su quel che serviva per poter accedervi e ad avere questo aiuto concreto per l'attività alla quale vorrei dedicare, insomma, i fondi che riceverò, insomma, prossimamente, insomma, lo spero almeno di... Ecco, che negozio, che attività aprirai? Allora l'idea è quella di aprire un negozio di frutta e verdura, in quanto nella zona siamo sprovvisti al momento di realtà del genere, e con questo spererei anche di un po' di ravvivare il comune stesso con un'attività giovane e dinamica. Ecco perché sono importanti questi bandi. Questi bandi sono importanti perché aiutano sicuramente le persone che vogliono mettersi in gioco, dando un contributo economico, in quanto per partire c'è bisogno di una forte spinta, soprattutto dal lato economico, oltre che motivazionale per raggiungere l'obiettivo.